una buona serata a tutti i telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match, tante cose anche questa sera in programma, un menù bello ricco. Buonasera al nostro editore Ermanno. Buonasera Tullio. Buonasera Ermanno. Allora, tante cose, dicevo, come dire, che sono pronte lì. Bollono in pentola. Ce ne sono tante e soprattutto c'è tanta polemica in giro, per cui adesso sentiremo l'opinione anche dei presenti e di quelli che verranno nella seconda parte della puntata. Quali sono le novità? Certamente la Lega in questo momento sta tenendo banco, non si capisce se è il proseguo della precedente campagna elettorale o se invece siamo già nella prossima. Certo, quella per le europee. E quella per le europee. Sta di fatto che ormai tutti si spendono, quello che c'è un profondo silenzio nell'opposizione, al di là di quelle che sono le critiche, che giustamente si devono fare, però non si possono limitare soltanto alla mera critica, ma a una fase propositiva. L'opposizione non propone nulla in questo momento. Dice che gli altri stanno sbagliando, ma normalmente in un paese dove c'è un equilibrio politico, all'opposizione si deve dare una proposta valida da applicare e quindi fare il confronto su cose oggettive, su progetti oggettivi. Questo manca in questo momento a questo Paese e questo è molto grave. L'opposizione è fondamentale perché si maturi una democrazia concreta. Certo, allora presentiamo anche gli ospiti con i quali avremo modo dunque di discutere in questa prima parte di TV7 Match. Allora abbiamo Settimo Gottardo. Buonasera Gottardo. Buonasera a tutti. Ex sindaco di Padova ma anche ex parlamentare dell'area del centrodestra. Buonasera al senatore Cristiano Zuliani. Buonasera. Della Lega. Buonasera, anche lei è un sindaco appunto del Veronese. E poi abbiamo Fabio Bui. Buonasera. Bui, buonasera vicepresidente della provincia di Padova, del Partito Democratico e sindaco di Loreggia, comune dell'Alta Padovana. Allora, noi come sempre abbiamo la nostra parte anche in apertura, Ermanno, dedicata alla storia. Adesso facciamo un piccolo break pubblicitario, però abbiamo una ricorrenza importante. Sì, ci diamo appuntamento a questa ricorrenza perché è molto, molto significativa. Ok, allora un break pubblicitario brevissimo e ritorniamo subito.